canto numero 310. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Che per stelle ogni cuore, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Dio che salvi l'universo, regni sulle genti in ogni cuore, noi lodiamo e benediciamo. Spirito Santo, amor dell'universo, la vita d'ogni cuore, noi ti lodiamo e ti benediciamo. O Dio beato, splendore, Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore Gesù. L'amore e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, in noi e ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore. Chiediamo al Padre il suo perdono. Signore, dal mare contriti di cuore, Kyrie eleison, Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Criste eleison. Signore dei cieli per noi eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente l'Eterno, donaci di orientare sempre a te la nostra vita, di servirti con cuore sincero, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio. Beatate lo Spirito Santo per tutti dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo Romani. Io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In io non compio il bene ma il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, la legge della mia ragione, schiavo della legge delle mie membra. Dice, era da questo corpo di morte siano rese grazie per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio.
decreti della scienza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene, i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, che la tua legge è la mia delizia. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, ai misteri del Re. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nube ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite farà caldo, e così accade. Se valutate la terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? Voi stessi, quando necessario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, brano di Vangelo che abbiamo letto ci presenta l'appello di Gesù a imparare a leggere i segni del tempo. Quando vedete una nube salire da ponente, dite quando scirocco, dite farà caldo, e questo avviene. Ipocriti, dice Gesù, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? Voluto dal Padre, non sapete riconoscerlo come momento di grazia, come salvezza. Fu proprio questo testo che abbiamo ricordato che ispirò Papa Giovanni XXIII a convocare la Chiesa nel Concilio Vaticano II ai tempi e percepisse meglio le chiamate di elementi della storia dell'umanità.
la umana tale, tutti, dice Gesù, ciascuno secondo la propria cultura del cielo, ma non sanno leggere dei tempi. Questo Santa Così diceva che la natura e la creazione è il libro scritto da Dio. Dio ci parla. Il peccato ha imbrottatura di questo libro e non riusciamo perciò a leggere il messaggio nelle cose della natura e nei fatti della vita. Come decifra dei tempi? Alcuni criteri. Il primo, i segni dei tempi non sono i segni della cronaca, neppure della storia di ogni giorno, sono i segni del disegno di Dio nella storia. Sono i messaggi che tante volte Dio scrive dritto sulle nostre righe, scritte in maniera storta. Secondo, questi segni possono dire senza la fede in Dio, perché è Lui la storia. Terzo, l'interpretazione dei segni di Dio non è il singolo cristiano, ma è l'intero unito e la Chiesa. Questa azione di San Paolo, l'uomo naturale, l'uomo senza la grazia, non comprende le cose dei tempi, sono lo Spirito di Dio, appartengono a Lui. Se il nostro cuore non si apre alla luce dello Spirito Santo, si autocondanna alla cecità. Allora come sapere ricavare concretamente la lezione per la vita, raccontata da Gesù a conclusione di questo? Gesù fa presente anche a noi che non c'è tempo da perdere. L'inizio di Dio sulla storia umana, uomo e donna, può essere, noi non lo sappiamo, riguarda l'aver accolto o rifiutato il dono del Padre Gesù, Redentore e Salvatore. Dice la parabola: quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, cerca di trovare una via per evitare che ti trascini davanti al giudice e questi ti getti. Uno degli elementi cari a Gesù è la nostra riconciliazione. Parole di Gesù sulla riconciliazione che richiedono accoglienza e comprensione illuminano questo fatto, perché l'unico peccato che Dio non perdona, qual è? È la nostra mancanza, fin tanto che non troveremo il perdono del Dio. Per questo Gesù consiglia di cercare la riconciliazione prima che sia troppo tardi. Non
dimentichiamo la parola del Signore. Nella pienezza dei tempi, a predicare la buona notizia della salvezza, riconoscere, convertici a te, o Signore. Convertici a te, o Signore. Perché la Chiesa insegna all'umanità, indichi la via della pace e della con fede i segni di Dio presenti oggi nel mondo. Preghiamo. Convertici a te, o Signore. Perché ogni istituzione civile e religiosa si rinnovi nell'ascolto delle esigenze e delle necessità emergenti per il bene, leggere con docilità i segni dei tempi. Preghiamo. Convertici a te, o Signore. Perché tutti gli uomini e le donne sappiano riconoscersi dei tempi e delle stagioni un segno della benevolenza del Padre che si prende cura di tutte. A te. E perché coloro che sono nella non cessino di confidare nel sostegno e nell'aiuto dei fratelli, quale segno della presenza di Cristo che opera anche nella loro debolezza. Preghiamo. Convertici a te, Signore. Perché ciascuno di noi sia capace di perdonare il proprio fratello e di mitigare tutte le contraddizioni e i conflitti con la sapienza di una carità umile e sincera. Preghiamo. Convertici a te, o Signore. Padre buono, ascolta la nostra preghiera e accompagnaci nel cammino della nostra vita per Cristo nostro. Benedetto sei tu, Signore Dio del abbiamo ricevuto questo per poterla. Benedetto nei secoli, Signore. Sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi levante di salvezza. Benedetto nei secoli. Ti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, a te gradito. Sorelle, sia il Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Per questi tuoi doni concedi a noi libero, perché purifichi
Grazia, siamo i misteri che celebriamo in Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, Padre Santo, Dio onnipotente, l'Eterno. Questo tu hai creato l'uomo a tua immagine nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono i santi e noi uniti insieme a loro proclamiamo la tua gloria. Santo il Signore, Dio dell'universo, e sono piena la tua gloria, Osanna nell'alto cieli, benedetto colui che viene nel nome di Veramente santo sei tu, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la natura rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spensò, lo diede ai suoi disse: prendete tutti, questo è il mio corpo, il sacrificio per voi. In modo, dopo aver cenato, prese il calice, nuovo ti diede il pretesto e il sangue per la nuova ed eterna versato per voi e per tutti, missione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero del celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo di Cristo, lo ci riunisca in un solo Padre, diffusa su tutta la terra e qui convocata, rendila perfetta in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Dio Padre, dato ogni onore e gloria ai secoli dei secoli. preghiamo la preghiera dei figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato, sicuri da ogni turbamento, si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio vi do la mia pace, i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, la tua volontà vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati, abbi pietà di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Dio, con il mondo, invitati alla fare la tua messa, dando una parola io sono salvato. corpo e sangue di Cristo mi guardino per l'eterna. Canto numero 116. Senza di te sono discimi, magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia
la partecipazione agli alla vita presente e la speranza